Amici bellini, allora, calma, un venuto di collera. Io non voglio dare colpe, io sono venuto qui per i rumori, vedi? Così c'è il bambino che fa i rumori. Non voglio dare colpe, faremo un'analisi approfondita, domani andiamo live. I rumori. Domani andiamo live, parleremo di prestazioni individuali, di scelte di Spalletti. Io però il mio titolo è crederci non basta. Ve l'ho detto ieri, non ce la faccio più a sentir parlare soltanto di motivazioni, soltanto di emozioni, soltanto che il pubblico, il Vesuvio, i tifosi, il cuore, la resilienza. Io voglio parlare di tattica. L'italiano ti ha messo in tasca e nel primo tempo tu questa palla lunga non puoi avere solo la palla lunga, non puoi. Io sto dicendo, non voglio dare le colpe, ma purtroppo oggi io mi riferisco solamente a Spalletti. Mi riferisco solamente a Spalletti perché questo 4-3-3 ibrido non mi è piaciuto proprio. Non mi è piaciuto perché a centrocampo loro trovavano sempre linee di passaggio, sempre, tra le linee sempre. Zielinski e Fabian non mi sono piaciuti proprio in questa posizione ibrida, per niente. E poi la palla, bastava una palla alta e metti in difficoltà Mario Rui, perché lo si sa ed è facile da leggere, da studiare. E quindi tutte le azioni sono venute da cross esterni e l'aveva detto Spalletti, l'aveva detto. E Zanoli ha fatto una grande partita, io ce la pigliamo col ragazzo, se 2 gol sono venuti dalla zona sua. Sarebbe disonesto, sarebbe non indecoroso, ingeneroso prendersela col ragazzo. Poi le rivedremo le azioni nello specifico. Che nessuno, questo è importante, che nessuno si azzardi a protestare. C'era il fallo su Koulibaly, è poca roba quel contatto. Non voglio proprio accettare, Koulibaly si arrende subito, si butta a terra e dice il fallo, così. No, ti devi alzare, devi lottare, la resilienza dove sta? Ti devi alzare, devi buttarli a te, devi contrastare e poi dopo se ne parla, perché esiste il VAR. Dopo se ne parla, e se vogliamo dirla tutta, Koulibaly doveva essere ammonito nel primo tempo. C'era un'azione dove lui fa un fallo netto al limite dell'area, l'azione continua per il vantaggio, doveva ammonirlo dopo. Quindi non voglio sentire storie, l'arbitraggio eccetera eccetera, assolutamente non la voglio sentire. Io poi vedo che con il Napoli in svantaggio entra Lozano, bene, perché Politano non mi sembrava che servisse a qualcosa, e poi entra Mertens, ok? Entra Mertens, la partita cambia. Allora, io non lo voglio vincere lo scudetto, non si può, è difficile vincere lo scudetto, ragazzi, significa tenere come si dice, un andamento da squadra grossa europea. Già ne abbiamo vinte 3 consecutive, che vogliamo fare? Ne vinciamo 10 consecutive? È difficile, è più facile che l'Inter, che ha avuto quel periodo tremendo, adesso si rimetta in carreggiata, perché comunque è un campionato scarso, ricordiamocelo. Quindi è complicata, però c'è un uomo che è il top scorer del Napoli, che merita rispetto e che merita di giocare se vuoi vincere le partite, perché l'equilibrio li stiamo prendendo i gol, ragazzi, li stiamo prendendo uguale i gol senza Osimhen e Mertens davanti, li prendi uguale. Metti Mertens e vedi come la squadra avversaria si deve preoccupare di 2 ragazzetti. Uno che è Osimhen, che comunque, nonostante sia acerbo, nonostante abbia delle difficoltà e sta ancora imparando delle cose, Igor nel primo tempo lo ha sovrastato e non c'è dubbio, ma poi fa un gran gol e fa un grande assist proprio per Mertens. Ma ci deve essere Mertens lì, ci deve essere Mertens, che Mertens fa giocare meglio tutta la squadra, fa giocare meglio Insigne, fa giocare meglio Lozano, fa giocare meglio tutti, perché conosce tutti gli equilibri, lui conosce gli equilibri. Fosse stato un po' più alto, Mertens probabilmente metteva anche quel gol. Una roba incredibile. Io poi il 2-2
stressato perché nel frattempo mi stavano tagliando le sopracciglia, perché io sto qua non per sfizio, perché devo fare un video musicale nel bosco. Mi stavano tagliando le sopracciglia, tengo le sopracciglia del povero gabbiano. E pensavo che fosse 2-2. E invece poi io avevo detto che Iconè, a me fa paura Iconè. E Iconè. E poi Cabral. Una roba incredibile, una roba che fa male, difficile da accettare. Il Napoli ci ha provato, magari, però io ho visto poca roba, cioè non ho visto che Terracciano ha fatto tutte ste parate. Poi li vedremo gli XG, eccetera, eccetera. Nemmeno Spina, per carità. Però la partita equilibrata che mi aspettavo, ci sarà probabilmente anche equilibrio di possesso palla, forse qualcosa in più la Fiorentina, non lo so. Nel primo tempo sicuramente sì, nel secondo tempo chissà. E poi se vogliamo parlare delle prestazioni individuali, dobbiamo parlare di Koulibaly, dobbiamo parlare di Mario Rui che fa anche delle cose ottime, ma purtroppo ragazzi, quanto tempo puoi overperformare, quante volte puoi sempre andare oltre i tuoi limiti? Poi entra Ghoulam. Allora voi direte, ma Ghoulam allora sta bene? No, non sta bene, tiene 5 minuti nelle gambe. Dobbiamo essere onesti, dobbiamo farle le domande. Quando gli fanno la domanda e Spalletti risponde è colpa mia, Ghoulam sta bene, non si può accettare come risposta e bisogna rispondere. Ma se sta bene, allora vuol dire che Mario Rui è più forte, è una scelta tecnica non far giocare Ghoulam. Non è possibile! Allora tu il terzino sinistro non l'hai mai avuto e si può chiedere a Spalletti, ma non era meglio Juan Jesus sulla fascia sinistra per avere un po' più di fisicità? Te ne dovevi accorgere a fine primo tempo che stava arrivando tutto da quella zona lì? Si possono, col seno di poi ragazzi, è facile, io sono a caldo, ci ho creduto un po' troppo, vi devo dire la verità. A chiusura vi dico che volendo proprio lasciarvi un attimino ancora di speranza, per me il Napoli 7 partite non le poteva vincere. Il Napoli ne può vincere 5, ne può pareggiare una e ne può perdere una. Secondo me questo è il massimo che può fare questa squadra, perché abbiamo vinto queste 3 partite ma le abbiamo analizzate bene, con delle macchie, con cose nuove belle, cioè con i calci di punizione, con i falli laterali battuti con furbizia, ma con delle macchie di prestazione. Non siamo stati spumeggianti, non siamo spumeggianti, assolutamente. Allora io dico questo, per chiudere in bellezza questo campionato, poi dipenderà sempre dagli avversari, vediamo il Milan, l'Inter, ma secondo me loro non avranno problemi. Il Napoli deve vincere 5, ha già perso quella che non doveva perdere e ne può pareggiare una, così la vedo. E vediamo dove arriviamo alla fine del campionato. Non credo che possiamo ancora sperare nello scudetto. Peccato per quello stadio pieno, peccato per tutti i bambini. Fa male. E poi basta con sta maglia rossa che non si può sopportare. Ma cosa siamo, il Bari o il Toronto? Basta!